Incidente mortale nel pomeriggio a Oderzo, auto si ribalta e finisce in un fossato pieno d'acqua, morta una 25enne di Crocetta del Montello, Chiara Bortoletto, gravissimo il giovane che era con lei. Le parole di uno dei soccorritori dei due giovani: ho cercato di rianimarli, per lei non c'era più nulla da fare, lui ha iniziato a tossire, spero ce la faccia. Nella Marca un inizio 2024 terribile sul fronte degli incidenti. Oggi ad Asolo e Oderzo gli addii commossi al 16enne Timothy Dal Bello e al 20enne Giovanni Colognese. Giorni di angoscia per i familiari di Lisa Zadra, 33enne di Montebelluna, scomparsa di casa giovedì scorso e mai più tornata, ricerche in corso. La polizia ferma a Silea un'auto sospetta, a bordo 2 sudamericani accusati di raffiche di furto in tutto il nord Italia e anche di tentato omicidio, saranno espulsi. Furti nelle abitazioni nella Marca, si torna a parlare di ronde, ma i sindaci sono contrari, avanti dicono con il controllo di vicinato, meno rischioso. Centinaia di trattori da tutto il Veneto oggi a Rovigo per far sentire le voci di protesta del mondo dell'agricoltura. Non ci fermiamo, ora a Roma. Dal 18 febbraio Cesalto perde uno dei suoi 2 medici di base. Il sindaco non ci sta e scrive non solo a ULSS 2 Regione, ma anche a prefetto e carabinieri. Dice rischio gravi tensioni sociali. 1400 persone ieri in marcia per la pace a Donne di Fonte a Mussolenti, guidati dal vescovo di Treviso Monsignor Tomasi. Solo se uniti, dice, la pace è possibile. C'è un'ampia pagina di cronaca e purtroppo il 2024 che si conferma nefasto sulle strade della Marca trevigiana, nel giorno in cui si è dato l'ultimo saluto a 2 giovanissimi, un 16enne e un 20enne, morti nei giorni scorsi sulle strade della Marca. C'è stato un altro incidente mortale avvenuto a Colfrancui di Oderzo. A morire è stata una ragazza di 25 anni di Crocetta del Montello. Nessun segno di frenata, l'auto è volata nel canale di scolo con circa 30 cm di acqua, le ruote in su, la giovane intrappolata all'interno della Mazda MX-5 Cabrio, lui in acqua accanto alla vettura, un boato seguito da un silenzio assordante. Il gravissimo incidente è avvenuto in una strada di campagna stretta, nei pressi di una curva, la tragedia. Il primo ad accorrere un 30enne operaio di Oderzo che in bicicletta si stava recando al lavoro. Ho visto l'auto passare, ho sentito la musica che stavano ascoltando, erano allegri, poi in un attimo tutto è finito. È ancora scosso, non riesce nemmeno a parlare, ripercorre quei drammatici momenti. Subito sono accorse altre persone che si sono rese conto che non c'era un minuto da perdere. I giovani dovevano essere tirati fuori perché l'acqua li stava sommergendo. Così hanno fermato un carro attrezzi di passaggio che con un verricello ha agganciato l'auto e l'ha sollevata tanto da permettere ai cittadini di poter tirare fuori 2 ragazzi. Una scena straziante, ci racconta con un fil di voce. Lei, ci dice il 30enne, era ancora agganciata alla cintura al posto di guida. L'ho tagliata e l'ho tirata fuori. Il ragazzo invece era stato sbalzato ed era in acqua vicino alla macchina. Sono stati portati sul ciglio del fossato. Poi ancora le parole drammatiche dell'operaio. Ho provato a rianimarla, ma mi sono reso conto che non dava più segni di vita. Poi ho provato con il ragazzo, che poco dopo ha iniziato a tossire. Nel frattempo, nel luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero del SUEM 118. Il giovane, 23 anni, è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. Nulla da fare per la 25enne Chiara Bortoletto, originaria di Montebelluna e residente a Crocetta del Montello. Un'altra, l'ennesima tragedia della strada, e le vittime sono ancora giovani, in una giornata in cui si sono celebrati i funerali di 2 ragazzi morti in altrettanti sinistri. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. Proprio oggi, peraltro, il punto delle istituzioni sugli incidenti stradali nella Marca nel 2023, che avevano registrato un calo del 10% rispetto all'anno precedente, ma come abbiamo detto il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi e per la gran parte delle vittime anche lo scorso anno è stata fatale, come in questo caso, una fuoriuscita autonoma. Il prefetto intanto fa sapere che è in corso la revisione dei velox nel territorio. I dati non sono confortanti, abbiamo una leggera diminuzione sugli scontri che hanno portato a decessi, 57 nel 2023, però ricordo che quest'anno si è aperto malissimo. Se il 2023 si è chiuso con un calo della mortalità sulle strade, meno 10%, 57 vittime contro le 63 dell'anno precedente, le prime settimane del 2024 si stanno rivelando drammatiche.
Marche. La causa principale dei sinistri si conferma la stessa che l'anno scorso ha causato ben 14 vittime. Il maggior numero di incidenti è dovuto alla fuoriuscita autonoma, che porta a considerare il fatto che la persona ha tenuto un comportamento di guida non conforme al codice della strada o adeguato alle condizioni della viabilità. 2.558 i feriti nel 2023 in strada, over 65 e giovani adulti tra i 25 e i 44 anni, le fasce maggiormente coinvolte. Giugno il mese nero con 9 mortali, il sabato e la domenica i giorni peggiori. In questo quadro il prefetto non usa giri di parole per dare un giudizio su chi abbatte i velox o i cartelli di limite dei 30 all'ora. Credo che scarsa intelligenza, livello di culturale bassissimo, mancanza di buonsenso, in una parola si dice imbecillità sul vocabolario. Fatto sta che la prefettura sta procedendo alla revisione dei 4 velox autorizzati direttamente dall'ufficio del governo, rispettivamente a Castello di Godego, Volpago, Riese, non appena verrà ripristinato dopo il recente abbattimento, e Roncade in Treviso-Mare. D'altro canto l'alta velocità ha registrato nel 2023 un incremento del 52% delle sanzioni. Vi sono stati più controlli e sostanzialmente danno anche alcune sanzioni in più. Se ci sono agenti sulla strada, se c'è più polizia locale, in qualche modo si riesce a intervenire in tempo reale e dare una risposta. Tra gli strumenti in campo da quest'anno un portale web a uso istituzionale in cui vengono caricati in tempo reale i dati di rilevazione degli incidenti. Di conseguenza andare a individuare punti neri o altre situazioni particolari dove è possibile fare qualcosa. Abbiamo visto che invece il trend è quello di una fuoriuscita autonoma e quindi sappiamo che il problema è il comportamento degli utenti in questo momento e in questo caso possiamo fare ben poco. E lo dicevamo in apertura, nel giorno in cui la Marca è stata bagnata dal sangue purtroppo di una 25enne, 2 addii quasi in contemporanea, 2 ragazzi giovanissimi morti lungo le strade. Partiamo da Oderzo, l'addio commosso al 20enne calciatore Giovanni Colognese. C'erano tutti, una comunità attonita, una famiglia sconvolta e i tantissimi amici con i quali aveva condiviso la passione per il calcio. Sulla bara bianca ornata di girasoli, le maglie dell'Inter, sua squadra del cuore, dell'Opitergine della Gorgense, dove aveva giocato, e della sua attuale squadra, l'Evolution Team di Chiarano. I ragazzi lo aspettavano proprio per l'allenamento, la sera in cui Giovanni Colognese, 20 anni, si è schiantato contro il Platano a Gorgo al Monticano, morendo 24 ore dopo in ospedale. Nato a Pordenone, da sempre nella Marca con la sua famiglia, prima della cerimonia un messaggio di vicinanza del vescovo di Treviso. Sull'altare Don Pietro, il parroco di Fratta, che l'aveva battezzato e che più volte non è riuscito a trattenere la commozione. Quell'acqua che ho versato sulla testa di Giovanni non era un'acqua qualsiasi, ma per volere del Cristo stesso era un'acqua di vita eterna. Per questo, come noi, Giovanni, immerso nella morte del Cristo, ora partecipa alla risurrezione. Tanti ricordi legati a Giovanni, come racconta uno dei suoi amici, affranti in una lettera. Ci mancherai tanto, Giorgio, ma siamo davvero felici di ogni attimo che sei riuscito a regalarci, ancora di più per essere riusciti ad aver vissuto ogni secondo al meglio con te, come se tu già sapessi di doverci dare sempre tutto quello che potevi, perché tu sei così. Anche se non lo vuoi dare a vedere, faresti tutto per le persone che hanno posto nel tuo cuore, nel tuo grande cuore, in cui hai accolto tutti. Adesso saremo noi quelli a portarti per sempre nei nostri, dove continuerai a vivere per sempre insieme a noi. E poi il messaggio finale della sorella. Sei riuscito a creare una cerchia d'amore intorno a te che mai più scomparirà e che ci sta aiutando tanto anche adesso che non ci sei più. Questo fa vedere la bellissima persona che sei. Sei entrato nella nostra vita migliorando in tutti gli aspetti. Hai una luce unica che ti fa brillare gli occhi ed è proprio questa la luce che adesso brilla in cielo, la stella più luminosa di tutte. Appassionato di calcio Giovanni, appassionato di motori di moto Timothy Dal Bello, aveva appena 16 anni. Un'ora dopo l'addio a Giovanni Colognese, lo stesso tragico, drammatico, mesto copione andato in scena a Casella d'Asolo.
tantissime persone dentro e fuori la chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per dare l'ultimo saluto al giovane Timothy, coinvolto lo scorso 28 gennaio in un terribile incidente stradale a Pagnano. Timothy avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile. Oggi un dolore tanto grande e immenso, direttamente proporzionale a tutto il bene che ha caratterizzato la vita troppo breve di questo ragazzo innamorato delle moto. Il gigante buono, il gigante gentile, come lo chiamavano i suoi compagni, i suoi amici, stretti attorno a mamma Monica e papà Dennis, alle due sorelle Sara e Aurora. Voi avete scritto fuori "Ciao Timothy". E Timothy, sapete come vi risponde? Arrivederci in cielo. Sulla bara di legno chiaro, fiori colorati, tanto arancione come la moto di Timothy, e poi il casco, i guanti, le chiavi. Un vuoto che pesa come un macigno per tutta la comunità e la famiglia. Ti ricorderemo per sempre come un fratello. Ciao Timothy, grazie da lassù. Ciao Timothy, voglio concludere questa lettera dicendoti una cosa che avevamo dovuto dirti più volte. Ti volevo bene. Il saluto a Timothy a tutto gas, mentre palloncini dorati e colorati sono stati fatti volare in cielo. Proprio ieri a Villa Margherita, l'evento promosso da Mirella Tuzzato e dai suoi volontari, l'incontro tra associazioni del sociale e dello sport, una mostra per ricordare le giovani vittime della strada. Penso che noi già, tutti quanti qua, siamo già una forza. Le associazioni che si abbracciano l'un l'altra e i genitori di ragazzi e ragazze morti in incidenti stradali che nell'allestire la mostra dal titolo Ricordare confidano di essersi sentiti meno soli. A Villa Margherita l'ennesimo evento promosso dall'instancabile Mirella Tuzzato e dai suoi volontari. Barbara, mamma di Davide Pavan, morto a 17 anni, racconta il dialogo con la sua omonima, mamma di Jessica Fragasso, che di anni ne aveva appena 20. Cosa hai ricordato, Barbara? Lei mi diceva, mi sono ricordata quando facevamo i lavoretti per i nostri figli all'asilo. E allo stesso tempo eravamo là con la colla che attaccavamo a tutti i titoli e le foto dei nostri figli uccisi nelle strade. A volte la solitudine non è solo uno stato d'animo, come ha raccontato Gina, mamma di Valentino Polato, ora alla guida di un'associazione per dare un futuro al nipotino. Non ci aiutano a trovare un lavoro alla mamma, non ci aiutano nei comuni, nelle istituzioni, né niente. Tante dunque le associazioni presenti, ognuna con una propria mission e un impegno nel sociale, come Penelope, che si occupa di persone scomparse. L'impegno è ovviamente verso le famiglie, ma l'impegno è anche perché le istituzioni e chi deve agire nelle proprie competenze agisca nel modo corretto e soprattutto nell'immediatezza. Non sentirsi abbandonati in qualsiasi situazione, anche la più tragica, è questa la chiave e questo lo scopo di iniziative come l'evento a Villa Margherita. Ci fa soffrire un po' meno sapere che comunque c'è qualcun altro e ci capisce, perché non è facile capire il dolore che prova due genitori che hanno perso i figli. E poi ci sono le strade che spesso sono pericolose. A Pederobba ha promosso una raccolta firme per realizzare una rotatoria all'altezza di Onigo, un incrocio killer, lo definisce il sindaco Turato, che ha scritto a Veneto Strade. Esattamente un mese fa la tragica fine di Patrick Mentil, giovane promessa del ciclismo italiano, ha riaperto il dibattito attorno alla regionale feltrina, in particolare sulla messa in sicurezza della bretella di uscita per Onigo di Pederobba. Un incrocio killer, lo definisce senza mezzi termini il sindaco Marco Turato, che ha scritto a Veneto Strade, forte di una raccolta firme promossa in queste settimane dal territorio. Dopo anni di interlocuzioni con Veneto Strade, con lettere inviate ai soggetti interessati, questa volta assieme al Comitato Festeggiamenti del paese di Onigo abbiamo deciso di fare una raccolta firme per intervenire sulla strada regionale 348, strada Fetrina, perché l'incrocio che porta all'inserimento della popolazione di Onigo in questa strada è veramente pericolosa, è
è una roulette russa vera e propria per inserirsi in questo tratto di strada. Feltrina che in questo periodo già deve fare i conti con l'aumento del traffico causa deviazioni dalla Valsugana, con il nodo del ponte di Vidor sempre più nero, ma la lista di disagi in questa fascia della Pedemontana è lunga. Ovviamente sono anni che stiamo chiedendo un intervento urgente non solo in quel tratto ma anche più a nord verso Pederoba all'altezza dell'Albergo Piave. Chiediamo ancora una volta a Regione Veneto Strade, anche nella mia qualità di consigliere provinciale, un intervento importante per dare a Pederoba delle opere fondamentali per evitare future tragedie. Chiudiamo la pagina, l'ampia pagina purtroppo dei drammi e delle tragedie sulla strada, ma c'è ancora la cronaca. È scomparsa di casa giovedì 1 febbraio e non è più tornata. Ore d'angoscia per i familiari della 33enne Lisa Zadra, svanita nel nulla da Montebelluna. È alta 1,55 m, di corporatura piccola e carnagione chiara, ha capelli lisci e lunghi e occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni da tuta verde chiaro, felpa rosa e bianca, giaccone nero e scarpe da ginnastica bianche. Chiunque la veda, vediamo adesso le sue immagini, contatti i carabinieri. La cronaca ancora, fermati a Silea dalla polizia locale due uomini di origine sudamericana irregolari in Italia, sono stati portati al centro per il rimpatrio di Milano, autori di furti e anche di un tentato omicidio. Autori di furti nel centro e nord Italia e sulle spalle di uno dei due malviventi anche un tentato omicidio. Sono stati fermati dalla polizia locale venerdì scorso a Silea un 38enne cileno e un 30enne peruviano. Gli agenti del corpo intercomunale di San Biagio, Monastier, Zensone, Silea, durante dei controlli su strada hanno fermato la vettura su cui si muovevano i due sudamericani, che risultava radiata. Dai controlli è emerso che i due non avevano il permesso di soggiorno. Arrivati in Italia nel 2022 a bordo di un treno Parigi-Milano, non avevano mai regolarizzato la loro posizione. Il 38enne cileno in particolare è risultato avere un procedimento aperto per tentato omicidio commesso nei confronti di un uomo sudamericano a Busto Arsizio, nell'ambito di una rivalità tra gruppi criminali. Da qui la decisione del questore di Treviso, Manuela De Bernardin, di disporre dell'ordine di trattenimento dei due al centro di permanenza per il rimpatrio Corelli di Milano. I due saranno espatriati. E poi furti nelle abitazioni, e nella Marca si torna a parlare di ronde, ma i sindaci sono contrari, avanti con il controllo di vicinato, dicono che è meno rischioso. Prudenza dunque, anche se la rabbia dei cittadini è comprensibile, come nel caso di Saleto di Breda di Piave, l'abbiamo raccontato ieri, dove i residenti si sono ritrovati i ladri in giardino. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Controllo di vicinato sì, ronde no. Predica prudenza il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole, di fronte alle parole scosse ed esasperate dell'ennesima famiglia del territorio visitata dai ladri. Io chiedo ai cittadini di non organizzare nessuna ronda, capisco lo stato d'animo, capisco lo spirito, ma a parte che non servirebbero a nulla, anzi chi lo fa si metterebbe in grande pericolo, primo perché può trovare il malintenzionato disposto a qualsiasi cosa, ma poi insomma persone che viaggiano per la strada rischiano effettivamente del proprio anche a livello proprio di incidente stradale, quindi no. Dotarsi di sistemi di sicurezza domestici e naturalmente avvisare chi di dovere in caso di movimenti sospetti. I cittadini, prosegue Mosole, si limitino a questo. Resta il fatto che l'episodio di Saleto segue solo di una decina di giorni l'irruzione di 3 ladri nella proprietà di una famiglia di Via Marche a Pero. Chiaramente c'è una grande rabbia per quello che sta avvenendo e che ci vede impotenti. Rinnovo l'appello alle istituzioni che ci coordinano, che ci guardano dall'alto, quindi Ministero, Prefettura, serve presenza di forze dell'ordine sul territorio, una presenza massiccia. Noi abbiamo attivato sul territorio, ma come molti altri amici sindaci, il controllo di vicinato in alcuni quartieri e vedo che funziona, cioè il fatto di notare delle cose che escono dalla quotidianità delle macchine o delle targhe da segnalare alle forze dell'ordine è importante. Abbiamo incrementato in maniera importante le telecamere e abbiamo visto che questo funziona. Il resto meglio lasciarlo alle forze dell'ordine, ne è convinto anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. È chiaro che il cittadino, essendo esasperato, le pensa tutte. È vero che quanto è stato detto, che poi dopo non ci si trovi davanti a magari a un'arma o a qualcosa e insomma la situazione trascenda, ecco.
L'infortunio sul lavoro di questa mattina alle 7:30 in una fonderia a Montebelluna, con un operaio che è rimasto ustionato ad una mano. Immediato l'allarme lanciato dagli stessi colleghi alla centrale di Treviso Emergenza. Sul posto è stato avviato anche l'Eli Soccorso. È stato trasportato all'ospedale di Treviso in codice fortunatamente di media gravità. Indaga lo Spisal. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta ripartiremo dall'Electrolux di Susegana, ma poi ci sono anche i trattori e tanto altro ancora. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dal lavoro. Electrolux Italia ha infatti avviato la procedura di licenziamento per 373 dipendenti in Italia, 46 dei quali nello stabilimento di Susegana, di cui 30 impiegati. Lo riferiscono fonti dell'azienda sulla base di un mancato accordo registrato in un vertice nazionale che si è tenuto oggi tra le parti a Bologna. Ricorderete il piano di esuberi con questi numeri: 373 a livello nazionale, 46 a Susegana. Il primo incontro che c'è stato oggi ha confermato questo avvio di procedura di licenziamento. Un prossimo confronto è fissato per il 4 di marzo. E poi gli agricoltori in crisi, anche dalla Marca oggi si sono ritrovati a Rovigo da tutto il Veneto, erano tantissimi e hanno annunciato: non ci fermeremo. Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300. Alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo, il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt. Una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia, con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma, far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre. La sanità adesso dal 18 febbraio, torniamo nella Marca, a Cessalto perde uno dei suoi 2 medici di base. Il sindaco non ci sta e scrive non solo a ULSS 2 Regione ma anche a prefetto e carabinieri, perché secondo il primo cittadino c'è un rischio di gravi tensioni sociali. Se l'obiettivo era quello del suicidio medico non assistito, l'obiettivo è raggiunto. Forse anche la riduzione quindi delle persone anziane. È una dichiarazione forte quanto amara quella del sindaco di Cessalto, comunità che dovrà fare a meno di uno dei suoi 2 medici di base dal 18 febbraio, quando il dottor Alessandro Favero prenderà servizio a Oderzo, a 15 km di distanza. Dal medico ci va soprattutto chi sta male, dobbiamo ricordarcelo. Siamo in una situazione in cui con i mezzi pubblici ci vuole un'ora e mezza andare dal centro. Se poi questo sfortunato è da una delle frazioni, deve arrivare al centro in bicicletta e ci vuole mezz'ora, 40 minuti di bicicletta. Quindi questa è la situazione attuale della nostra viabilità. Viabilità messa a dura prova anche dai 5 cantieri che gravitano attorno alla 4, tutte considerazioni che il primo cittadino ha messo nero su bianco in una lettera inviata a ULSS, Regione, Prefettura e pure Carabinieri. Sì, perché non è più una situazione di emergenza sanitaria ma proprio di tensioni sociali. Già, tensioni sociali, scrive il sindaco, che sottolinea come il dottor Favero abbia dato la propria disponibilità ad aprire l'ambulatorio cessaltino 2 giorni alla settimana. La normativa sugli ambiti che ce lo vieta, una cosa secondo me folle. Il minimo che possiamo chiedere è quello di avere una deroga e ringraziare questo medico che si rende disponibile ad aprire
2 giorni alla settimana a Cessalto e rendere comunque un servizio. Altrimenti lo dico, dico all'ULSS, datemi un blocchetto per fare le ricette, non ho problemi. Ormai come sindaci ci date qualsiasi responsabilità e qualsiasi compito. Io sono laureato in agraria, quindi vi avviso, però non ho nessun problema con il buon senso del padre di famiglia a fare anche questo per i miei cittadini. A Treviso di nuovo adesso nel capoluogo, cantieri in città, un nuovo attraversamento pedonale davanti alla stazione e lo spostamento delle corsie sul PUT lungo via Tasso per i lavori di realizzazione della rete fognaria. L'assessore Zampese assicura nessuna ripercussione sul traffico. Un nuovo passaggio che metterà in più in sicurezza ancora i pedoni. Dopo la richiesta di RFI, il Comune di Treviso si è attivato per eseguire le verifiche necessarie e ha dato l'ok definitivo. Verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale di fronte all'entrata principale della stazione dei treni. Lo spostamento del semaforo poco prima del sottopassaggio aveva creato infatti dei disagi per studenti e pendolari, di cui la necessità di un nuovo attraversamento che sarà accompagnato dalla creazione di 2 banchine in cui i pedoni potranno sostare in sicurezza. Intanto, dopo i lavori preparatori, sono iniziati in via Tasso i lavori di ATS per la realizzazione del condotto fognario sotto il Sile. Domenica i lavori di traslazione del PUT. Dobbiamo lasciare delle banchine per le emergenze, ambulanze e vigili del fuoco e quindi per far questo abbiamo dovuto andare a riempire un fosso, tombinarlo, asfaltarlo. Fosso che sarà riaperto al termine dei lavori, opera quella della fognatura da 1 milione di euro stanziati da ATS. Chiuso il parco monumentale dal quale verranno tolti 6 alberi che saranno ripiantati altrove. 6 mesi la durata del cantiere, ma non si prevedono particolari disagi per i cittadini. Non avrà nessuna ripercussione anche perché si tratta di scavare 2 pozzi per collegare il sistema di fognatura sotto il Sile. È un impianto strategico ed epocale perché permetterà di avere il collettore che dal depuratore di Sant'Antonino giungerà fino al centro storico. Più di 1000 persone ieri in marcia per la pace, una marcia promossa dalla diocesi di Treviso, un percorso che si è snodato da Unedi Fonte a Mussolente. Siamo insieme in cammino per dire che ci vogliamo impegnare per la pace. Oggi il Papa ha detto una responsabilità universale, è di tutti, è di tutta l'umanità. Sono state più di 1000 le persone che hanno scelto di partecipare alla marcia per la pace promossa dalla diocesi di Treviso. Un cammino che si è snodato dal sagrato della chiesa di Onè di Fonte fino al palazzetto dello sport di Casoni di Mussolente, dove il vescovo Michele Tomasi ha celebrato la messa. Un percorso di quasi 8 chilometri a cui hanno aderito anche tanti sindaci dei territori interessati dal cammino di fede e da 200 volontari e che è stato accompagnato dallo slogan "La pace si pensa, si sente, si fa". Qui portiamo la nostra intelligenza naturale, la nostra umana intelligenza che tiene insieme la testa per pensare, il cuore per amare, per prenderci cura e le mani per aiutarci. È prendendo infatti spunto dal messaggio di Papa Francesco che ci siamo chiesti in che modo la pace si debba pensare, spiega Don Paolo Magoga, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale, riflettendo anche sull'importanza delle nuove tecnologie. È per questo che lungo il percorso sono stati consegnati 3 nastri di colore diverso a simboleggiare le 3 intelligenze, quella della mente, del cuore e delle mani. Nastri che alla fine della marcia ciascun partecipante ha intrecciato a simboleggiare come solo con l'unione si possa arrivare alla pace. Un ricco programma di celebrazioni in occasione del 70° anniversario del ritorno in patria nel 1954 di Enrico Reginato, tenente medico degli Alpini, medaglia d'oro al valor militare dopo 12 anni di prigionia in Russia. Sabato 17 febbraio si terranno a Treviso le manifestazioni organizzate dalla sezione Alpini di Treviso in collaborazione con l'amministrazione comunale. Al mattino la Sala Coletti di Santa Caterina ospiterà per la prima volta il Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal presidente ANA Sebastiano Favero. L'evento principale, Treviso incontra Enrico Reginato, avrà luogo invece nell'auditorium del complesso museale di Santa Caterina. Infine alle 20:30, sempre il 17 febbraio, nella chiesa di San Francesco a Treviso ci sarà l'atteso concerto del coro della Brigata Alpina Iulia Congedati, diretto da Alessandro Pisano. Tutto questo il 17 febbraio a Treviso. Adesso invece andiamo nel Bellunese.
Torna in primo piano il caso che abbiamo già raccontato, abbiamo sollevato, il caso dei brasiliani che vogliono diventare italiani, il carico di lavoro che gli uffici anagrafi devono sopportare ormai in tantissimi comuni del Veneto. È stato sollevato questo allarme anche dall'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, appunto a Venezia, ma diventa ancora più urgente e sempre più urgente nel comune che ha sollevato la questione, Val di Zoldo. Brasiliani che per comodo chiedono di diventare italiani, con agenzie in Brasile e in Italia che agevolano le pratiche per un prezzo tra i 3 e i 10.000 euro, con anche offerte speciali per una riduzione del prezzo. 3.500 abitanti a Zoldo e 1.750 AIRE, ossia italiani residenti all'estero, che potrebbero a breve diventare più di 2.500. Il caso è esploso dopo la denuncia del primo cittadino. Quanto è gravoso per un comune gestire questa moltitudine di richieste di cittadinanza italiana da parte dei brasiliani? È molto complicato, più di quanto possa sembrare, perché a prescindere dal primo atto di trascrizione, poi del cittadino brasiliano che ottiene anche attraverso il tribunale la cittadinanza, dopo c'è tutta la trafila di pratiche da inserire, perché la persona che entra nei nostri registri, quindi si iscrive poi all'AIRE, noi dobbiamo di questa persona annotare qualsiasi situazione legata appunto alla persona stessa, e poi ne consegue anche la possibilità da parte dei parenti di questa persona di acquisire la cittadinanza italiana e quindi arricchire, tra virgolette, l'ufficio di lavoro per queste persone che qui naturalmente non vengono mai. Molti dei residenti in realtà non conoscono la questione, che riguarda soprattutto l'anagrafe del comune, o non si pongono il problema, che tale non è anche per molti che sono informati e che rinviano tutto a quella che è la legge in materia. Penso che sia un fenomeno più amministrativo che altro. Se i diritti ci sono, bisognerebbe rispettarli, naturalmente mettendo a disposizione del comune o di chi deve regolarizzare le posizioni i mezzi necessari. Secondo me bisognerebbe vedere se quelli che poi chiedono la cittadinanza poi effettivamente vengono e vivono l'italianità. È un problema, anche perché poi non vengono qui, quindi abbiamo dei residenti che non sono residenti. Io sono anch'io brasiliana, ho la residenza brasiliana io. E tutti questi brasiliani che come lei lo chiedono di diventare italiani, cosa ne pensa? Pensa che sarebbe anche giusto se vengono a lavorare e fare determinate cose, no? Però per prendere solo la cittadinanza perché avevano i nonni non è giusto, insomma, no? Noi chiediamo, nel momento in cui dovesse la politica decidere che questo andazzo è quello giusto, allora che ci vengano riconosciute sia le risorse umane per farvi fronte, e in più anche che venga riconosciuto quel carico di persone in più nei registri AIRE all'interno della popolazione anagrafica residente. Perché questo cambia molto anche la gestione economico-finanziaria del comune, cioè avere 3.000 abitanti o averne 5.500 cambia. Il giorno del ricordo si avvicina alla tragedia delle foibe, l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, un doppio appuntamento a Belluno. Il 10 febbraio la commemorazione ufficiale davanti al monumento nel giardino del piazzale Vittime delle Foibe. Il 16 alle 21 l'immersione a teatro dove protagonista sarà Calicanto per raccontar di Ofelia, una storia di canto, di amore e di dolore, emozioni legate all'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra. Belluno celebrerà così la giornata del ricordo a 20 anni dalla sua istituzione con legge approvata nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria. La mia famiglia ha vissuto in prima persona quell'evento, tanto che io sono nato a Pisino, che era il centro dell'Istria, e dopo l'8 settembre del 1943 gli slavi di Tito sono arrivati a Pisino e anche in altre città, ed è lì che si è cominciata la tragedia delle foibe. A Belluno vivono una cinquantina fra fiumani, dalmati e istriani. Impossibile dimenticare esilio, orrori, ostilità e atroce indifferenza per troppi anni, durante i quali non si è voluto, potuto, saputo parlare. Il 13 luglio 2020 le storiche immagini della riconciliazione alla foiba di Basovica, mano nella mano Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor per l'omaggio ad un numero imprecisato di italiani che lì trovarono la morte uccisi dai titini.
Oggi, grazie anche alla cultura, è possibile rinnovare l'impegno del ricordo. Una funzione, quella esercitata dal Comune attraverso l'arma formidabile ancora una volta della cultura, di mantenere viva la memoria di quell'immane tragedia che coinvolse oltre 350.000 esuli italiani, e quindi anche per veicolare questo messaggio di memoria e, se vogliamo, anche di nostalgia per una terra vicina ma allo stesso tempo lontana, e questo soprattutto a favore delle giovani generazioni. L'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia di Belluno venerdì prossimo sarà a Domegge per la posa di una targa nella sala consiliare del municipio in memoria delle vittime delle foibe. A Feltre adesso, e cambiamo argomento, una Feltre dove impazza il carnevale. Carnevale per i bambini e le famiglie, una festa per tutti, occasione di rinnovata socialità. A Feltre l'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alla cultura, rinnova e consolida l'impegno per il periodo che precede il tempo liturgico della Quaresima. Sarà dislocato un po' su tutta Feltre, quindi sia la nostra Piazza Isola, sia via 31 ottobre, sia Largo Castaldi, e poi anche il Carnival Circus che girerà per tutta la nostra cittadina. Il Comune ha voluto riproporre la notte dei pupazzi mascherati dopo il successo ottenuto la notte di Natale. L'appuntamento tra mercoledì e giovedì 7 e 8 febbraio in biblioteca. Arte mascherata sarà invece l'iniziativa culturale dedicata ai più piccoli alla Galleria Rizzarda nel pomeriggio di domenica 11, legata alla valorizzazione delle opere lì custodite, mentre il 13, martedì grasso, il Gran Clou è atteso nel centro della città per il Carnevale dei bambini e delle famiglie. Saranno presenti tutta una serie di animazioni, spettacoli di magia e quant'altro adatti sia per i più piccoli ma non solo, anche per chi li accompagnerà. Siamo allo sport, il Belluno Volley porta a casa la vittoria alla fine di una trasferta in terra parmense contro il Fanalino di Coda. Il gruppo di coach Colussi strappa un successo pieno da 3 punti, tutt'altro che scontato. I rinoceronti, grazie all'11° successo stagionale, guadagnano una posizione in classifica, ora sono quinti e si portano a sole 2 lunghezze dalla terza piazza. Sabato prossimo alle 20 alla Spes Arena i bellunesi se la vedranno con i cagliaritani del Sarlux Sarroc. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Il tempo è ancora stabile, ma l'anticiclone inizia lentamente a cedere. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 febbraio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso, specie in pianura e nelle valli prealpine non mancheranno nebbie, solo localmente si dissolveranno con il passare delle ore, ma in alcune zone saranno persistenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi ovunque, localmente il cielo sarà coperto con foschie a causa di nubi basse che persisteranno per tutto il giorno. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà invece qui piuttosto soleggiato con nubi in aumento un po' ovunque, però in serata. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.